Buonasera a tutti gli utenti di Pantheon, a chi ci seguirà e ci segue dalla pagina Facebook appunto della nostra testata e anche dal canale YouTube. Siamo partiti qualche minuto prima rispetto alle 18 canoniche perché, ve lo spiego subito, abbiamo degli ospiti in collegamento, in particolare presento subito la senatrice Daniela Sbrollini che fa parte della Commissione Cultura al Senato, che in questo momento si trova proprio in treno in viaggio verso Roma, quindi il segnale potrebbe anche essere debole. In questo momento il segnale c'è, quindi ne approfittiamo, partiamo subito. Vado veloce presentando gli altri ospiti di oggi. Abbiamo Mario Bonini, coordinatore dei dirigenti scolastici di Verona. Abbiamo Rita Fusinato, presidente di ANIEF Veneto, sindacato, e poi Daniela Bartolo, docente, insegnante delle scuole medie, e Gaia Guarienti, docente anche lei, ma invitata in qualità di mamma appunto di una bimba di 7 anni. Vediamo adesso, l'onorevole Sbrollini probabilmente si è fermata un attimo in galleria, quindi abbiamo perso un attimo il segnale. Come non detto, volevamo partire bene per ricevere il segnale diretto dalla stazione, ma la riprenderemo dopo. Allora, perché abbiamo messo insieme tutte queste persone? Facciamo un breve preambolo. Come sapete, c'è stato un decreto firmato dal ministro Azzolina e qualche giorno fa anche un'ordinanza. Questa mattina la Commissione Cultura del Senato, di cui la senatrice fa parte, si è riunita e ci sono delle importanti novità. Appena il collegamento viene ristabilito, sentiremo proprio dalla senatrice quali sono queste novità. Ma io partirei allora a questo punto da Rita Fusinato, perché ANIEF, questo giovane sindacato molto attivo, la Commissione Cultura la conosce molto bene e tanto che ha presentato diversi emendamenti. Quindi, Presidente Fusinato, ci dica un po', perché comunque sappiamo che la senatrice ha già riferito i nostri emendamenti, quindi poi li conosce già il corrente. Facciamo conoscere invece al pubblico ciò che ANIEF ha presentato alla Commissione Cultura. Certo, innanzitutto buonasera e grazie dell'invito. Allora, noi abbiamo presentato una serie di 30 emendamenti. Questa sera certo non li presenterò tutti per questione di tempo, però il testo, il decreto legge 22 dell'8 aprile 2020 è stato emendato soprattutto negli articoli 1 e 2. Quali sono i punti sostanziali? Alcuni sono appuntati perché chiaramente non voglio dimenticarli. Quindi, secondo le nostre posizioni, secondo il nostro presidente, che cosa intendiamo, come intendiamo rispondere a questa esigenza, a questa emergenza sanitaria e quindi anche all'emergenza della scuola. Quindi uno dei nostri emendamenti è quello, il primo, è quello del reclutamento del personale precario dalle graduatorie di istituto che sono state trasformate in provinciali. Chiaramente prima assumendo dalle graduatorie del concorso 2016, dalle graduatorie del concorso del 2018, dalle graduatorie ad esaurimento. Parlo in questa regione in cui le graduatorie sono quasi esaurite per molte classi di concorso. Quindi noi come sindacato che cosa diciamo? I posti ci sono, le GAE sono esaurite per molte classi di concorso, le GM sono esaurite, quindi assumiamo le persone dalle graduatorie di istituto, in particolare dalla seconda fascia di istituto, perché lì troviamo il personale abilitato, anche perché i dirigenti poi si trovano a settembre a chiamare dalle famose MAD, dalle messe a disposizione. Poi la nostra intenzione è quella di formare le classi con 15 alunni per il distanziamento sociale e per la tutela della salute degli studenti, proprio in questo momento di emergenza sanitaria e per prepararci a settembre al ritorno a scuola. La trasformazione di tutti i posti in deroga di sostegno in organico di diritto. Noi abbiamo moltissimi posti che dovrebbero essere trasformati in organico di diritto. La circolare sugli organici ha predisposto la trasformazione di soli 1090 posti in deroga su sostegno, quindi pari a meno dell'1%, nonostante ci siano delle sentenze, la sentenza dell'anno scorso del TAR Lazio che ha evidenziato
licenziato e che ha imposto anche al Ministero di rivedere la consistenza dell'organico di diritto sulla base delle esigenze effettive del territorio e dei ragazzi disabili. Altro tema, e qui entra in un'altra tematica fondamentale, che è quella dell'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto, quindi questo è un grande tema scottante. Poi la conferma dei ruoli del personale assunto con riserva. Mi dispiace che la senatrice in questo momento proprio la linea sia assente, nel senso che noi abbiamo in Veneto una grande emergenza. Ci sono molti docenti col diploma magistrale che sono stati assunti con riserva e che hanno superato l'anno di prova, che purtroppo vedranno molto probabilmente, sono state calendarizzate le udienze di merito e quindi molto probabilmente saranno licenziati. Chiediamo un intervento alla politica anche per questo, quindi soprattutto io parlo per il Veneto perché chiaramente sono il segretario regionale del Veneto e l'emergenza è effettiva. Altra questione su cui noi puntiamo tantissimo è l'estensione della carta docente ai precari. Cioè, è da tempo che noi diamo il bonus la carta dei 500 euro anche ai docenti precari e non ai docenti di ruolo, proprio per evitare anche la discriminazione, e in questo momento di emergenza sanitaria sarebbe stata utile soprattutto per la didattica a distanza. Vado veloce perché non voglio far perdere tempo agli altri ospiti. Siamo per l'abrogazione del rinvio dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto. Noi ci ritroveremo a settembre con 250.000 precari, quindi aggiornando le graduatorie di istituto i docenti avrebbero avuto modo di aggiornare la loro posizione e quindi essere chiamati correttamente dalle scuole. Siamo sempre per la riapertura delle GAE. Le GAE sono un canale di reclutamento insieme al concorso. Negli ultimi anni al personale abilitato è stato impedito di essere inserito nelle GAE. Le GAE sono chiuse e i concorsi non sono sempre stati regolarmente banditi, e nello stesso tempo si sono attivati dei percorsi abilitanti e le persone non possono inserirsi. E non si sono potuti inserire, per cui si è arrivati come ad un collo della bottiglia, quindi c'è stata una politica di reclutamento non corretta da un certo punto di vista. Poi per la questione concorsi ci sono state molte restrizioni, le procedure concorsuali hanno tempi molto biblici, gli insegnanti lavorano nella scuola da anni e visto le condizioni sanitarie proprio in cui ci troviamo in questo momento, si potrebbero stabilizzare, proprio perché comunque la selezione si potrebbe fare in uscita, perché questi docenti poi verrebbero valutati con la conferma dell'anno di prova. Poi abbiamo vicino la provincia di Trento, dove ha bandito un concorso per soli titoli, per proprio valorizzare i docenti che lavorano da 2 anni nella scuola, quindi è importante questo aspetto. Dobbiamo andare un po' in conclusione di questa prima parte, Vado in conclusione e dico... Magari riprendiamo e proseguiamo. E poi chiaramente magari proprio in un secondo passaggio poi parlerò dei concorsi dell'infanzia e della primaria, che a nostro avviso non dovrebbe essere bandito solo un concorso ordinario, ma anche un concorso straordinario, perché i posti ci sono. Ho rubato troppo tempo, scusate. Nessun problema. Bonini, l'ho vista in parte annuire e in parte scuotere un po' la testa. Allora, sicuramente lei ha un duplice ruolo. Da una parte, ricordiamolo, è dirigente scolastico all'Educandato agli Angeli, che comprende quindi dalle scuole elementari fino alle superiori. Dall'altra è coordinatore dei dirigenti scolastici. Innanzitutto, come dirigente, come state affrontando questa situazione? Vi state ponendo evidentemente anche voi, assieme ai colleghi, tutte le problematiche che in parte ha citato anche Fusinato. Queste classi che devono essere in qualche modo organizzate se si riprende, messe in sicurezza. Che idee vi state facendo come dirigenti? E soprattutto, secondo lei a questo punto si riparte direttamente a settembre in aula oppure si riparte con le lezioni a distanza? Questo magari lo chiederemo anche alla senatrice appena si collega.
Allora, intanto credo che sia giusto riconoscere alla scuola un grandissimo sforzo organizzativo a partire dal personale ATA, dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici che hanno coordinato un'attività che inizialmente sembra temporanea e che invece si è rivelata nel tempo di fatto un'attività fondamentale, costante, che ha segnato settimane e si prefigura nei prossimi mesi. Per cui da una fase iniziale in cui la didattica a distanza ha puntato molto, soprattutto nei settori dell'infanzia, della scuola elementare e secondarie di primo grado, quelle che una volta chiamavamo le medie, al recupero, al sostegno della relazione, perché dobbiamo immaginare che l'elemento più traumatico che i nostri bambini hanno avuto è stato proprio un doversi completamente ripensare, rivivere con i genitori a fianco nel sistema delle relazioni, perché se la didattica a distanza potesse sostituire la scuola non avrebbe senso, ma è chiaro a tutti che la didattica a distanza che deve lavorare su certe competenze, su certe strutture cognitive e non può certo essere sostitutiva della scuola, ha messo in luce quale valore ha la scuola per la nostra società, che non è ovviamente solo un contenitore, ma è proprio una palestra, una fucina di crescita, di menti, di riflessione, di pensiero e soprattutto di relazione. Quindi il primo impegno che la scuola ha vissuto è stata quella di tenere ferma, forte la relazione con i bambini, con i ragazzi. Poi ovviamente si è trattato anche nel tempo di mettere a fuoco il percorso di apprendimento e che ha dovuto essere completamente ridisegnato, rivisto, per cui ci sono stati incontri, riunioni, dibattiti all'interno degli insegnanti, dei gruppi di lavoro per cercare di mettere a fuoco che sono nuclei essenziali dell'apprendimento, sapendo che la didattica a distanza non può replicare nudo e crudo la didattica ordinaria, deve reinventare i processi di formazione, di informazione, di comunicazione, perché i tempi si dilatano, la resistenza di fronte al video è minore che rispetto in aula, mancano tutte le relazioni collaterali, quindi potete immaginare la fatica che fanno gli insegnanti, che fanno gli studenti e che fanno i genitori per seguire questa didattica a distanza. Allora il problema è: continuiamo a riempire i ragazzi di contenuti, o cerchiamo di enucleare quelli che sono i gangli essenziali, fondamentali e su questi lavorare. Qui non si tratta di riempire dei vuoti. Ecco, il nostro timore è che gli insegnanti o i genitori fossero preoccupati che non si facessero sufficienti cose, ma ci sarà tempo per recuperare il prossimo anno quello che non si è riusciti a fare in termini di quantità. Adesso dobbiamo puntare a un tipo di scuola molto qualitativa, che quindi non sia centrata solo sui contenuti, ma sulle competenze. Ha Faccio avuto un modo di... esempio. Sì, prego, prego. Poi le chiedo se ha Faccio avuto un modo di esempio. confrontarsi anche con i suoi colleghi dirigenti. Prego. Noi abbiamo attivato un appuntamento quasi settimanale in modalità appunto streaming utilizzando Google Meet, per cui attraverso piattaforme condividere materiali, condividere strategie, mettere in contatto gli insegnanti, diffondere buone pratiche, perché c'è stato un grande sforzo da parte degli insegnanti, perché anche in questa categoria ci sono docenti che erano già pronti e docenti che hanno dovuto, a volte anche con una certa fatica iniziale, mettersi in gioco, e io ho avuto delle sorprese che, per esempio, penso ad alcune mie maestre, ad alcuni miei insegnanti che hanno scoperto un mondo che finora era stato solo toccato in parte. E da tutta questa situazione credo che la scuola ne ricaverà un grosso vantaggio per il futuro, perché si è scoperto che si può fare didattica in tanti modi che non siano la classica lezione frontale o il classico proiettare un PowerPoint o un video, qualcosa di Bu- più, qualcosa Ok, di più interattivo.
Bonini, la interromperei qui perché ha lanciato l'assist a Daniela Vartolo, che è una docente delle scuole medie, che ha applicato anche quindi in una fascia d'età abbastanza tenera, diciamo quella appunto degli studenti delle scuole medie, l'insegnamento a distanza. Quindi volevamo avere anche, diciamo, un feedback, no, da questa modalità che Bonini ha ricordato essere stata riscoperta in qualche modo, perché in alcuni casi era già stata un po' praticata, però adesso evidentemente c'è una necessità, quindi quasi un obbligo di utilizzarla. Che tipo di esperienza può portare a tal riguardo, professoressa Vartolo? Allora, noi come scuola, io insegno all'Istituto Anna Frank, l'Istituto Comprensivo di Lugagnano. Siamo partiti abbastanza velocemente con la didattica online perché avevamo già una piattaforma pronta, un drive su cui già gli allievi lavoravano, tutti dotati di mail. Di conseguenza, dopo la prima settimana di ritorno dalle vacanze di Carnevale, ci siamo un po' coordinati tra colleghi, con riunioni, come facciamo, la tempistica, perché giustamente, come ha detto anche il dottor Bonini, non si può chiedere a dei ragazzini di stare 5-6 ore davanti al video, come quando sono in classe dalle 8 alle 2, per cui ci siamo coordinati tra colleghi, cercando almeno di fare circa un 50%, 60% del nostro orario. Abbiamo fatto una griglia che viene riproposta poi di settimana in settimana, in cui noi pianifichiamo le nostre lezioni. Allora, i ragazzini logicamente si dividono in varie categorie di nativi digitali. C'è chi più esperto e magari dà a volte anche delle dritte a noi insegnanti, e chi invece, non essendo esperto o non avendo i mezzi, perché ci sono anche ragazzini che purtroppo non hanno i mezzi, e un conto è seguire una lezione su un tablet, su un PC, un conto è cercare di seguire una lezione da cellulare, perché l'attenzione è diversa. A volte il microfono non funziona, a volte non va la webcam, a volte non si sente bene, c'è il fischio. I miei ragazzini di prima sono dei bambini, di conseguenza la didattica è abbastanza complessa. Però devo essere sincera che come classi, come percentuali di allievi che poi sono presenti, tranne pochi allievi che hanno dei problemi veramente oggettivi nel fare didattica, ci sono. È logico che la lezione deve essere interattiva anche a livello sociale il più possibile. Si legge sul libro, si discute, si fanno esercizi insieme, si correggono. Ecco, mentre all'inizio io ho notato un po', anche in tutte le scuole, i docenti sono stati presi da una certa frenesia, il programma, dare i compiti, e per cui lanciare dei compiti così settimanalmente, in cui questi ragazzini non riuscivano a districarsi, i genitori a casa. Io sono madre di 2 adolescenti, uno in seconda media, l'altro in prima liceo, per cui svolgo tutte le funzioni possibili e immaginabili della didattica a distanza in questo momento. Poi insomma invece abbiamo aggiustato il tiro e capito anche che tipo di didattica serve ai ragazzi o ai ragazzini più piccoli in caso delle medie, come farli anche interagire, perché un compito che magari loro devono scrivere al computer, è logico che ci mettono più tempo. Alcuni non sanno allegare il file alla mail, alcuni non riescono ancora ad andare in Classroom per inserire il lavoro, e a volte a casa ci sono dei genitori che non sono digitalmente preparati per aiutarli, e di conseguenza spesso e volentieri cosa succede? Che nella classe si acuisce ancora di più il divario, tra quelli, tra virgolette, più bravi, più veloci, e quelli invece che magari hanno più difficoltà e dovrebbero essere accuditi in un modo diverso, che in classe si può fare in un modo, online diventa più difficile. Secondo lei, professoressa, questa fase di apprendimento tecnologico è una fase transitoria che può durare qualche mese, oppure diciamo può diventare una cosa congenita, che prosegue nel tempo? Io penso che superata quella fase poi
quindi è quasi un investimento quello che state facendo, no? Sì, io credo comunque di sì, nel senso che anche se poi si ridovesse tornare a scuola a settembre con delle tipologie diversificate, metà classe a scuola, metà classe online, c'è questa possibilità anche informatica digitale che ci può dare un qualcosa di più. Ecco, se no, è logico che in primis c'è la lezione in classe, perché la lezione è fatta di socialità, no? Leggevo ieri anche sul Corriere una lettera di un ragazzino, ne ho letta un'altra, sempre di un sedicenne su Facebook, che dice: mi manca la scuola, no? Mi manca la scuola, mi manca il compagno, mi manca la ricreazione, il professore simpatico, quello antipatico, cioè manca tutto il lato relazionale, che nella didattica è logico, perché comunque ci vediamo, ci parliamo, possiamo fare una battuta, ridere, però insomma è completamente diverso l'approccio, però è una cosa comunque sempre da tenere in conto, e che, devo essere sincera, ha dato anche un po' una svegliata anche a noi docenti, no? Perché le tecnologie, come diceva prima appunto il dottor Bonini, non è soltanto la proiezione di un PowerPoint, ecco. Attenzione, vi interrompo un secondo perché è tornata in collegamento Daniela Sbrollini, l'onorevole. Ricordo che è in galleria tra Bologna sotto l'Appennino, quindi abbiamo qualche difficoltà di collegamento. Già adesso mi sembra che sia un po' tentennante. Sentiamo, onorevole, c'è? È in galleria, è in galleria. Teniamola lì, ecco, teniamola lì, vediamo, usciamo, dai. Onorevole, ci sente? Sì, vi sento benissimo, mi scuso, ma purtroppo Insomma, sono tra lo sapevamo, Bologna lo e sapevamo. Firenze. Ci dica in rapidità quali sono le novità discusse oggi in commissione, perché sono molto importanti. Sì, abbiamo deciso adesso questo percorso abbastanza rapido, cioè audiremo le 65 figure, diciamo, che più rappresentano il mondo della scuola, quindi i docenti, tutto il personale. Si sente molto male, il segnale è debole. I sindacati, tutti coloro che fanno appunto parte del mondo della scuola. Le audizioni si svolgeranno fino alla giornata di giovedì, venerdì, e poi avremo un tempo abbastanza breve la prossima settimana per presentare gli emendamenti anche. È chiaro, cerco di riassumere. L'onorevole ha detto che recependo le audizioni di questi giorni e primi di maggio in aula. Va bene, onorevole, allora abbiamo sentito, io vi sento, sì, abbiamo sentito, diciamo, a colpi, perché il segnale ovviamente va e viene. Dica se sbaglio, inizieranno praticamente delle audizioni con tutte le parti coinvolte, insomma, per affinare in qualche modo il decreto, no? Accogliendo in parte tutti gli emendamenti. Da domani si parte, corretto? Senta, le persone a casa si chiedono: ma cosa accadrà al mondo della scuola? Maggio il ministro Azzolina ha escluso che si possa rientrare evidentemente nelle aule anche per una questione di sicurezza. A settembre cosa ci possiamo aspettare? Un rientro nelle aule oppure ancora la didattica a distanza? È prematuro per saperlo o possiamo già avere un'indicazione? È in galleria. Ok. Ma intanto io voglio. Prego. Ma guardi, prima di tutto io le dico, come gruppo politico, sì. Però mi sentite? Sì. Sentite? Certo. Io vi sento, Sì. Dica. Come dicevo, come gruppo politico noi sosteniamo con tutte le protezioni possibili e immaginabili intanto un ritorno a scuola per chi dovrà svolgere gli esami di maturità e di terza media. Sappiamo che in altri paesi d'Europa già questo accade, perché si riapre la scuola, si è riaperta in Danimarca, si riaprirà in Francia e in altre realtà europee. Quindi se vogliamo iniziare da coloro che devono fare gli esami di maturità, che sono anche ragazzi già maggiorenni, sicuramente è più facile cominciare da loro e anche dai ragazzi
studenti di terza media. Quindi garantire un esame serio, una valutazione fatta a scuola con tutte le misure di protezione. Poi si è un attimo interrotto il segnale. Ricordo che l'esame di maturità è stato, diciamo, riformulato da parte del ministro con commissari, 6 commissari interni, il presidente esterno. chiesto alla ministra. Onorevole, riproviamo più tardi, stia lì, lei ci sente però con le gallerie molto difficile. Passiamo un attimo a Gaia Guarienti. Allora, Gaia è docente, ma l'abbiamo invitata in qualità anche di madre, genitore, come ci sono anche tanti padri che si stanno chiedendo in questo momento. Ma proseguendo con la didattica a distanza, noi genitori, lavoratori, liberi professionisti, dipendenti, come possiamo tenere i figli? Che tipo di supporti avremo da parte anche dello Stato? Ci sarà un'estensione del bonus babysitter, però è un problema che molte famiglie si stanno ponendo e quindi stanno nascendo anche dei gruppi Facebook e non solo, che portano all'attenzione del ministro questa problematica contingente e concreta. È così, Gaia? Sì, certo. Allora, certamente io sono insegnante all'Onia Pindemonte di Verona, ma anche una madre di una bambina di 7 anni che fa la scuola primaria. E devo dire che appunto le preoccupazioni sono tante, intanto questo discorso di continuare a scaricare il materiale che arriva online, e quindi anche tutta una difficoltà poi nel gestire i compiti, se mandarli, non mandarli, a chi, a cosa. Poi anche il discorso, diciamo, delle madri lavoratrici, perché appunto noi donne che poi lavoriamo e riprenderemo le attività, a chi lasciamo i figli? Certamente alle babysitter, chi può, ma chi non può. E soprattutto a me dispiacerebbe moltissimo pensare alla donna che ritorna in quel ruolo di angelo del focolare, cioè deve stare a casa, deve accudire i figli nei compiti e fare tutte queste cose, i lavori domestici. Pensate anche adesso a tutte l'aiuto che in fondo manca anche, per cui voglio dire che il ruolo femminile non torni indietro in un qualche maniera, e dunque questa è una grossa preoccupazione anche di noi genitori, soprattutto nella figura femminile, e non trascurando il fatto che poi queste lezioni online che cosa comportano? Che bisogna stare nelle case in silenzio, perché appunto i ragazzi si collegano se c'è un computer, 2 computer, e anche questo è una difficoltà, e c'è un divario sociale anche in questo, su quelli che possono permettersi gli strumenti, la strumentazione, e chi no. Per cui io vedo anche tra i compagni di classe di mia figlia e tra i miei stessi studenti grosse difficoltà anche in questo. Per cui, e poi in classe, quando torneremo a settembre, cosa sarà? Speriamo veramente che ci sia questo, la novità di non più le classi pollaio, ma le classi con 15 studenti. Pensiamo poi ai bambini, come fanno a stare lontani tra loro? Insomma, sono tante cose da pensare. Chiaro il messaggio, Guarienti, porti pazienza, vedo che c'è un buon segnale da parte dell'onorevole, quindi ne approfitterei, scusate anche gli altri ospiti, ma dobbiamo prendere il segnale. Onorevole, ha sentito allora i nostri ospiti, classi pollaio, ripresa o no a settembre, insomma sono tutti temi, come gestire i figli a casa, sono tutti problemi che i genitori che ci stanno seguendo anche adesso si stanno ponendo. E sul più bello il segnale cade, ma è sempre così, è il bello della diretta. Evidentemente la domanda anche voi cosa vuol dire, appunto, facciamo una trasmissione così, pensate la scuola così, sia per chi è a casa, chi fa lezione, o no? Non può essere sempre così, vero? La scuola deve tornare a essere in prossimità, poi anche vedersi dal vivo. Bonini, giro un attimo lei la domanda dopo, non per saltare, ma perché secondo lei classi pollaio, siccome ce l'hanno chiesto anche diciamo dei nostri utenti, no? C'è l'ipotesi, c'è la possibilità da parte delle scuole di diciamo ridurre o ridimensionare il numero degli studenti e quindi aumentare il numero delle classi? Dov'è il problema? È un problema di insegnamento? Ci sono pochi docenti? Nel frattempo è tornata anche l'onorevole. Un attimo Bonini, scusi. Onorevole, prego. Non so se avete sentito la domanda di prima. Dicevamo, classi pollaio, scuola sì o no a settembre, babysitter.
Sono tutti interrogativi che i genitori si chiedono. Cosa risponde? Io parlo infatti prima di tutto da mamma e ho gli stessi problemi di tutti i genitori, per questo insisto sul fatto che bisogna, e lavoreremo ancora in questi giorni per convincere la ministra, assolutamente, visto che il decreto ancora non c'è, lo stiamo discutendo, per riaprire le scuole, perché le possiamo mettere in sicurezza. Poi ho detto, se non riusciamo per tutti, intanto iniziamo da chi ha gli esami di maturità, a farli andare a scuola e fare gli esami in maniera regolare. Poi utilizziamo questo tempo per riorganizzare le scuole, vuol dire potenziare la didattica online, significa riorganizzare gli spazi per non trovarci a settembre con una problematica ancora più complicata, poi non sappiamo se ci sarà una seconda ondata, quindi oggi noi dobbiamo investire nell'edilizia scolastica subito e organizzare le aule nel migliore dei modi, per esempio le palestre, visto che purtroppo non si potrà fare educazione motoria, quelle palestre consentirebbero di avere degli spazi più grandi. Quindi poi è chiaro che metteremo a disposizione tutti gli strumenti per aiutare le famiglie, però certamente se i genitori lavorano entrambi non possono chiaramente avere aiuti dai nonni, perché i nonni li dobbiamo proteggere. Non tutti si possono affidare ad una babysitter, quindi per me il problema rimane ancora aperto, cioè io lavorerò fino all'ultimo giorno per fare in modo che a maggio si possano riaprire le scuole. Questo è il mio primo obiettivo. Poi il piano B è quello che vi ho appena detto. Tenete conto che comunque questa è un'esperienza che ci consentirà, secondo me, di fare delle sperimentazioni anche positive. Dobbiamo mettere tutte le regioni, tutti i territori nella possibilità di potenziare la didattica online, arrivando anche a quei bambini che hanno delle disabilità e quindi hanno anche delle difficoltà maggiori, per esempio per usufruire della didattica online, aiutare tutte le scuole ad avere le connessioni, ad avere i tablet, tutte le famiglie. Comunque questo lavoro non deve essere sprecato in nessun modo. Chiaro, abbiamo sentito chiaramente. Fusinato, ci chiedeva un utente appunto le proposte di AGNEF sul mondo della scuola e dei precari. L'ha ricordato al nostro pubblico, magari velocissimamente lo ricordi all'onorevole in modo tale che ci possa dare una risposta molto rapida. Sostanzialmente noi diciamo, stabilizziamo, abbiamo una marea, moltissimi docenti presenti nelle graduatorie d'istituto che sono abilitati, che sono da anni nella scuola, che comunque hanno vissuto, hanno esperienza scolastica e quindi chiaramente i concorsi verranno banditi, però comunque non verranno espletati, quindi prendiamo seriamente in carico questa situazione e stabilizziamo queste persone che da anni lavorano nella scuola, che hanno una formazione, che da anni lo Stato si serve di loro, che valutano i nostri studenti, come la questione dei diplomati magistrali, onorevole. Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione per tutti i docenti che anche in questo momento hanno aiutato i ragazzi della primaria e dell'infanzia a resistere a questa emergenza sanitaria. Ci sono docenti in ruolo con riserva e docenti che verranno licenziati, quindi vi appello fortemente a questo, al vostro... Diamo la possibilità di rispondere su questo finché il segnale è buono. Prego. Sì, io la ringrazio, dottoressa, perché sono assolutamente d'accordo con voi. Noi abbiamo già, tra l'altro, ricevuto i vostri emendamenti, vanno nella direzione di non fare una sanatoria, ma di iniziare proprio da coloro che hanno già maturato esperienza, titoli. E quindi è giusto che queste persone siano messe subito nelle condizioni di essere pronte per l'anno scolastico che inizieremo, perché se è vero che già il 1° settembre comunque la ministra, e si è discusso anche tra di noi, sempre nell'ipotesi che non si dovesse riaprire prima,
si partirebbe già con i corsi di recupero e poi con l'anno scolastico, noi abbiamo bisogno di non trovarci nel solito caos di ogni anno con le cattedre vacanti, dove non possiamo in nessun modo aiutare i nostri ragazzi ad avere una stabilità. Spesso questi ragazzi hanno già conosciuto questi docenti perché sono stati loro supplenti, quindi si è instaurato anche un rapporto. Per cui anche per me, e non solo per me, devo dire la verità, nella discussione che abbiamo iniziato in commissione c'è questo percorso. Ripeto, a cominciare da chi ha i titoli e ha esperienza. È chiaro, è molto chiaro. La ringrazio per la precisazione, perché diciamo il segnale adesso è buono. Chiedo ai nostri ospiti se hanno la volontà di approfittare anche di questo collegamento buono, mi riferisco in particolare anche a Bonini o alla stessa professoressa Bartolo, se avete qualche domanda diretta all'onorevole, in modo tale che possa rispondere finché la connessione tiene, perché poi inizieranno altre gallerie. Bonini, come dirigente scolastico. Io come dirigente scolastico vorrei essere rassicurato sulla questione sanitaria, nel senso che più che spingere alla riapertura un po' forzosa a maggio, chiederei un rigore assoluto ancora per qualche mese, purché si possa riaprire a settembre, perché anche la questione delle classi con 15 bambini o con 15 ragazzi, credetemi, dal punto di vista gestionale reduplica i problemi, perché poi si devono fare lezioni a turno, alcuni al mattino, alcuni pomeriggio, gli insegnanti comunque sono contrattualizzati per 18 o 22 ore alla settimana, non per 36, quindi si tratta veramente di reimpostare tutto quanto il lavoro. Credo che sarebbe una soluzione molto faticosa, per cui a mio avviso forse converrebbe perdere forse una battaglia, ma vedere di vincere la guerra, perché la vera difficoltà emergerà a settembre, perché a settembre non avremo più i genitori a disposizione per tenere i bambini a casa, e quindi la scuola diventa veramente un ambiente anche di assistenza sociale, al di là del suo ruolo di formatrice e di sviluppo degli apprendimenti. C'è anche veramente una questione di tipo sociale che non va messa in secondo piano. I genitori fino a quanto potranno reggere una situazione di questo genere? Credo ancora per poco. Verrebbe da chiedere un sacrificio per maggio e giugno, purché poi a settembre si possa veramente riaprire per tutti. Io sto pensando anche alla mia scuola, anche mettessi 15 bambini in un'aula attuale, comunque non avrei la sufficiente distanza per garantire la loro salute. Quindi insomma, il problema logistico è molto importante come situazione. È complesso la questione logistica, proprio perché è un conto dire ok, riapriamo, però effettivamente poi organizzarsi richiede un piano a tutti gli effetti, un piano di sicurezza. Certo. Onorevole, su questo ovviamente è d'accordo anche lei, nonostante spinga sulla riapertura a maggio, diciamo. Ci sono dei tempi oggettivi. Ma questo assolutamente. Io so che già molte scuole si stanno organizzando in questo periodo, hanno sanificato le scuole, stanno facendo già questo lavoro. Certamente, e lo dico anch'io da mamma, figuriamoci, non è che mando mio figlio senza le certezze e le protezioni necessarie, però penso anche che si potrebbe trovare un sistema misto, cioè di presenza e didattica online. Questo potrebbe valere sia se si dovesse riaprire prima di giugno che da settembre, se ancora ci dovessero essere delle difficoltà. Cioè io in questo momento è chiaro che non escludo nulla, poi è ovvio che il governo si affida prima di tutto ad un comitato di esperti che sanno valutare meglio della politica
qual è la situazione, però dico anche che la politica ha un altro compito, la politica ha il compito di prendersi delle responsabilità, di decidere, no? Certo. Quindi ascoltare il comitato degli esperti e poi anche decidere. Poi certamente c'è anche l'autonomia delle scuole. Quando parliamo delle scuole superiori, un conto è parlare di altri livelli come la primaria o dei bambini ancora più piccoli, quindi dobbiamo fare sicuramente delle valutazioni assieme. Io non ho la ricetta magica, ho formulato delle proposte che potrebbero andare incontro sia alle esigenze delle famiglie che alla sicurezza dei nostri ragazzi. Tenete conto che c'è anche un tema che non va sottovalutato. Questo periodo così lungo di assenza sta provocando anche dei problemi emotivi, relazionali tra i bambini che non sono semplici. Bisognerà ripristinare, noi abbiamo chiesto già un supporto a pedagogisti, psicologi che immediatamente dovranno intervenire anche per aiutare questi bambini a ripristinare un benessere emotivo, relazionale che non sarà semplice. Poi tenete conto che ci sono famiglie conflittuali, ci sono famiglie dove c'è violenza domestica, ci sono famiglie dove non sempre si vive bene, appartamenti molto piccoli, dove i bambini, è il motivo per cui abbiamo detto anche di pensare a dei momenti di uscita nei parchi. Abbiamo pensato a come organizzare, la ministra Bonetti sta lavorando per i centri estivi insieme al terzo settore, per dare la possibilità a questi bambini anche di riprendere una vita che per loro è un trauma, no? Soprattutto per i più piccoli. Quindi ecco, è molto complesso, ecco, io non Certo, dico che ma sia... è stata molto chiara e molto gentile. Per fare un po' di ordine, diciamo che per le scuole elementari, adesso chiedo a voi che siete del settore, l'anno si può ritenere praticamente concluso, cosa accadrà? I bambini vengono promossi in blocco? Per quanto riguarda le scuole medie, cosa accadrà? Le superiori, sappiamo che c'è la maturità nuova con la commissione con 6 commissari interni più il presidente esterno, quindi un modulo rivisto appunto dal ministro Azzolina. E, chi ci può rispondere su questo? Perché poi i genitori si chiedono questo. Beh, il decreto è molto chiaro, il decreto Ce lo ripeta governo, Bonini, cioè, per i non addetti ai lavori. sostanzialmente se si dovesse rientrare a scuola prima del 18 maggio, gli esami si svolgono sostanzialmente con le solite modalità, sia quelli del primo ciclo che del secondo ciclo, tranne il fatto che le prove, a parte la prima prova dell'esame di Stato, la seconda prova sarebbe composta dalla commissione, ma di fatto poi sarebbe un esame grosso modo come al solito. Se invece non si rientra prima del 18, se non si rientra per nulla a scuola, l'esame, diciamo così, di terza media si esaurisce in una prova orale in cui il candidato porta un suo elaborato, e alla stessa stregua l'esame di Stato del secondo ciclo si risolverebbe con un colloquio orale davanti a una commissione fatta dagli insegnanti interni con un presidente esterno. Di fatto sono tutti ammessi agli esami, non necessariamente credo che debbano essere tutti promossi, perché comunque si tratta pur sempre di un esame, e quindi giustamente il ministro Azzolina ha ribadito che deve essere un esame vero. C'è una competenza da dimostrare, delle conoscenze da certificare. Questo credo che sia indubbio. C'è tutta l'altra partita di tutti i ragazzi che non hanno gli esami di Stato ma che fanno gli anni ordinari, che a quello che si è capito saranno promossi anche con una pagella che evidenzia le loro insufficienze. Questo significherà tutto un lavoro
tra settembre, ottobre e nella prima parte dell'anno di ripresa, di recupero, di rinforzo, di rinsaldamento di quello che non si è riusciti ad apprendere. È chiaro che le scuole, e questo l'abbiamo già capito, dirigenti e docenti dovranno rivedere il loro piano dell'offerta formativa, nel senso che il punto centrale per il prossimo anno sarà la ripresa e il rinforzo e il recupero di quello che di fatto non si è riusciti a fare al 100% durante quest'anno, e quindi molte azioni dovranno essere rimodulate, riviste, ripensate, perché ciò che conta è riprendere quello che non si è riusciti a concludere, perché questo è un dato di fatto e dobbiamo anche accettarlo, perché si chiama principio di realtà, per cui... Grazie professor Bonini. Daniela Bartolo e Guarienti, pensate magari a una richiesta all'onorevole che voleva nel frattempo rispondere un attimo a questo, vero? Sì, velocemente, solo per confermare appunto quello che diceva adesso il dottor Bonini e dire che per quanto mi riguarda nessun sei politico, quindi appunto una valutazione seria in ogni modo. Pensiamo però che i ragazzi, siccome gli studenti devono essere il nostro primo pensiero, devono saperlo subito che tipo di esame dovranno fare e come. Questo è dare dignità prima di tutto e dare anche, come dire, certezza a questo periodo così difficile che stanno vivendo. Quindi sapere come svolgere l'esame di maturità. Lo dico anche pensando ai 17.000 privatisti, perché poi non ci sono soltanto... ecco, dobbiamo pensare che il mondo è molto più complesso, più ampio. Questi ragazzi dovrebbero fare l'esame dopo, per esempio, quelli che lo hanno svolto nelle scuole pubbliche. Quindi anche questo è un tema non secondario. Così come dobbiamo pensare alle nostre scuole paritarie, e in Veneto sappiamo cosa vuol dire. Attenzione, perché anche qui dobbiamo salvaguardare le scuole paritarie che oggi sono in enorme difficoltà, e ci sarà su questo all'interno del secondo decreto che arriverà a fine aprile, liquidità imprese, dove ci saranno molte più risorse, anche un modo per coprire tutto dal punto di vista economico, per salvaguardare anche le scuole paritarie. Quindi questo, scusate se introduco anche un altro argomento, ma nella nostra regione sappiamo essere anche molto sentito. Ci sono molte scuole paritarie, poi c'è anche tutto il mondo dell'università, che è un capitolo a parte, che però comunque dovrà riorganizzarsi. E dovrà allungare i tempi di iscrizione all'università, perché se si dovesse prolungare un periodo magari, o gli esami svolgersi un pochino più avanti, pensando anche a coloro che li faranno magari a luglio, anche qui col ministro Manfredi si sta pensando ad una norma per fare in modo che questi ragazzi possano in qualsiasi modo iscriversi all'università, oppure col ministro del lavoro bisognerà fare un ragionamento anche, per quello che dicevo prima, sulla formazione professionale, che è molto importante, perché i ragazzi per esempio degli istituti tecnici che fanno laboratorio, oggi come fanno? Certo, c'è solo sì, la prova pratica. La prova pratica. Onorevole, volevo sentire Guarienti e Bartolo un attimo, magari se hanno delle questioni da sollevare, in modo tale da dare la possibilità anche loro di, finché la vedo ferma, ne approfittiamo, insomma. Io volevo solo ribadire un attimo una questione, premesso che reputo omaggio un'utopia entrare a scuola per proprio problematiche di tipo gestionale, no? Penso a una ricreazione gestita alle medie, a turni, aule piccole, anche se gli studenti non sono studenti da 30 unità. Ecco, una cosa che chiederei, e penso che questo mi appoggino molti docenti e molti genitori, è che a settembre, quando la scuola riparte, in qualsiasi modalità,
sia una scuola che parta subito col piede giusto, che i docenti ci siano, e è per quello che poi mi riferisco a quello che diceva la dottoressa Fusinato del precariato storico che da anni porta sulle spalle, insomma, la scuola, e che ha dimostrato comunque di lavorare da sempre, che non ci siano i balletti, i valzer dell'avente diritto, per cui un mese, 2 mesi si inizia con un docente, poi non c'è più, arriva un altro. Questa è sempre stata una problematica pesante in questi anni. Di conseguenza io credo che i docenti ci siano, la volontà di fare c'è a tutti i livelli, siamo in emergenza e cerchiamo insomma di lavorare tutti insieme per il bene della scuola, dei ragazzi e dei genitori anche. Guardienti. Sì, ecco, io penso che sia molto importante anche un supporto psicologico comunque per gli studenti, anche per le famiglie, il fatto che appunto si viva spesso in luoghi piccoli, anche quello che era ricordato prima, a volte non in situazioni positive, per cui i ragazzi poi sentono, e penso ai bambini che hanno iniziato la primaria quest'anno, come mia figlia, che vedono a un certo punto che non ci sono più i compagni, le loro maestre, e quindi l'importanza invece anche di questa relazione anche a distanza, ma deve esserci, quindi successivamente i contenuti secondo me che devono essere comunque dati e svolti, e soprattutto quindi deve essere fatto un buon lavoro serio, ma anche proprio questa, diciamo, prossimità di vicinanza, di supporto anche in questa situazione. Onorevole, secondo lei la didattica a distanza, quando l'emergenza rientrerà, ci auguriamo il prima possibile, che tipo di peso avrà secondo lei nella formazione degli studenti? Sarà complementare, sarà preponderante? Secondo lei che funzione avrà? Abbiamo detto prima che la didattica comunque in aula è imprescindibile da un certo punto di vista. Assolutamente, anche perché abbiamo detto che la stessa didattica online, qui va un ringraziamento straordinario ai docenti che in pochissimo tempo hanno dovuto reinventare un modo diverso di fare scuola, e quindi questo vuol dire che abbiamo degli insegnanti che sono straordinari, e questa è la dimostrazione anche in un momento così difficile e drammatico, e ce lo dobbiamo ricordare anche dopo. Quando sarà finita l'emergenza. Seconda questione, è vero, la didattica online non può certamente può essere complementare, ma non sostitutiva di quella fatta in aula, proprio per le difficoltà che conosciamo tutti. Certamente andrà potenziata, questo sì, perché se ci dovessimo trovare, come dicevo prima, anche in un sistema misto tra presenza e didattica online, perché poi ci sarà tutto il tema che si sta già affrontando della mobilità, dei trasporti, quindi su come organizzare per esempio in fasce di orari diversi, scaglionare l'ingresso a scuola. Milano proprio oggi sta sperimentando la possibilità di un ingresso fatto dalle 8 alle 10 per consentire una mobilità diciamo più fluida ed evitare gli assembramenti. Quindi c'è da ripensare un sistema, no? Delle nostre città, dei nostri territori, sapendo che un conto sono le piccole città e un conto sono le grandi. Infatti tra gli auditi di dopodomani avremo anche l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, e l'UPI, l'Unione delle Province, proprio perché poi i nostri amministratori conoscono ancora di più il territorio. Cioè si deve creare una cabina di regia che deve essere permanente, famiglia, docenti e tutto il mondo che ruota attorno all'organizzazione complessa di un territorio, di un comune, e cercare appunto di reinserire in maniera normale, piano piano, i nostri studenti che avranno delle lacune, ed ecco perché i corsi di recupero saranno fondamentali quando
quando ripartiranno, no? Chiaro. Grazie onorevole. Fusinato, una nostra utente ci scrive: un sistema misto sarebbe insostenibile dalle famiglie, come pensa sia attuabile? Ovviamente è una proposta che era venuta anche dall'onorevole, ma secondo voi potrebbe essere una soluzione, oppure come vedete i docenti coinvolti in questa momentanea magari? Allora, potrebbe essere una soluzione un sistema misto. Naturalmente noi abbiamo avuto anche un incontro venerdì 10 aprile via Skype con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, che adesso è in Lombardia, la dottoressa Celada, perché avevamo la preoccupazione, cioè come sindacato, che cosa ci segnalavano i nostri soci o non soci, il problema della profilazione degli utenti delle piattaforme non ministeriali. Quindi da questo punto di vista anche l'ex dirigente generale del Veneto ci ha rassicurato, perché diciamo ha insistito sul fatto che ogni istituto scolastico dovrebbe essere dotato di regolamenti specifici proprio per questo specifico problema. Certo è che io mi appello al momento in cui vedo l'onorevole, noi come sindacato siamo seriamente preoccupati per l'inizio del nuovo anno scolastico, perché il nuovo anno scolastico produrrà di nuovo, se non mettiamo mano a questo precariato storico, una marea di supplenze, e quindi faccio appello proprio anche in questo caso al buon senso della politica, e soprattutto io parlo per il Veneto, la questione dei nostri docenti diplomati magistrali in ruolo con riserva, che sicuramente, cioè, le udienze di merito sono calendarizzate, però questi docenti non possono essere licenziati, lo dico a gran voce, non possono essere licenziati. Ho perso il... No, va bene, va bene. È un appello che faccio veramente all'onorevole, veramente, perché hanno dato tanto alla scuola in questo momento, veramente, hanno dato tantissimo, dall'infanzia alla primaria, secondaria di primo grado, ma per quanto riguarda quella fascia lì, perché in Veneto ce ne sono tantissimi, onorevole, sono più di 3.000, quindi è un grande passaggio che dovrebbe essere fatto, questo ci preoccupa sostanzialmente. Bene, condivido totalmente. Certo, siamo verso la fine di questa chiacchierata. Ovviamente abbiamo dovuto sconvolgere un po' diciamo il palinsesto iniziale, perché abbiamo approfittato appunto anche della disponibilità dell'onorevole nel momento in cui, ecco, adesso sta ripartendo, vediamo in treno, quindi diciamo andiamo verso la conclusione di questa chiacchierata, e ringrazio tutti gli ospiti. Io ho visto una bella partecipazione anche da parte diciamo del pubblico da casa, che ha proposto tante domande, insomma gran parte di queste sono state evase come risposte. Diciamo che l'onorevole ha ricordato che non ha la bacchetta magica, certo è che fa parte di una commissione importante. Tra l'altro, onorevole, ricordo che della sua commissione fa parte anche Liliana Segre, la senatrice a vita, e quindi diciamo potete contare anche su una presenza istituzionale così importante anche all'interno della vostra commissione. Un ultimo saluto, e facciamo l'ultimo giro e poi ci salutiamo, perché sarà difficile rimanere in contatto con l'onorevole, ma anche il nostro tempo a disposizione è scaduto. Allora partiamo da Bonini e andiamo in ordine per concludere con l'onorevole, molto brevemente. Ma il mio saluto vuole essere un grazie ai ragazzi e ai bambini per la loro forza, per la loro costanza, un grazie agli insegnanti che stanno tenendo in piedi un sistema scuola estremamente importante, un grazie ai genitori che non si perdono d'animo perché sono appassionati del sapere dei loro figli, un grazie al mondo della scuola in generale, che è fatto anche di persone semplici che dietro così le quinte lavorano perché tutto funzioni, anche i presidi hanno il loro piccolo merito. Grazie a tutti. Grazie Bonini. Bartolo.
Anch'io faccio un ringraziamento a parte ai miei allievi, genitori, rappresentanti di classe che si sono dati anche da fare nel coordinamento, perché a volte ci sono ragazzini che sono difficili da raggiungere con le tecnologie e per cui magari un file passato su WhatsApp da genitore in genitore, anche questo aiuta. E per cui ringrazio la scuola a 360 gradi e spero veramente che la politica si occupi della scuola a 360 gradi, come lo stiamo facendo noi con il cuore. Grazie a voi. Guarienti? Ecco, io volevo ricordare i bambini più fragili, anche gli ultimi, quelli che hanno difficoltà sia economiche sia sociali, non dimentichiamoli, perché la scuola pubblica deve essere inclusiva e quindi deve essere un lavoro fatto proprio per anche difendere chi sta facendo molta fatica in tutti i sensi. Ecco. Grazie. Fusinato e poi chiusura con l'onorevole. Devo dire una riflessione anche personale, in questo momento storico basta tagli alla sanità e alla scuola. Giusto. Basta tagli alla sanità e alla scuola, perché stiamo pagando uno scotto non indifferente. Lo abbiamo visto nella sanità, ma lo vedremo se non ci sono interventi da parte del legislatore anche nella scuola. Grazie. Onorevole Sbrollini, allora, gentilissima anche di essersi collegata in questo tragitto che la sta portando a Roma. Un saluto finale. Intanto voglio ringraziare lei e tutti gli ospiti molto più competenti di me con cui mi ritrovo perfettamente d'accordo, perché chiaramente hanno posto dei temi che sono davvero seri e che ci permettono, secondo me, anche di poter dialogare e interloquire nei prossimi giorni, perché queste audizioni io le considero davvero fondamentali, perché quegli emendamenti che andremo a scrivere per migliorare il decreto scuola partono proprio dalle considerazioni che sono state affrontate in questa trasmissione. Quindi per quanto mi riguarda, ma ritengo di poter parlare anche a nome di altri colleghi e colleghe della Commissione Cultura, che nonostante le diversità politiche lavoriamo bene assieme. Se partiamo dal presupposto che al primo posto, scusate il gioco di parole, ci sono gli studenti, possiamo davvero fare un bel lavoro. Ci sono gli studenti, le famiglie, i docenti, tutto il mondo della scuola, ma dobbiamo salvaguardare prima di tutto i nostri ragazzi, quindi questo è il primo obiettivo. Grazie senatrice. Allora, la nostra trasmissione finisce qui, ringraziamo di nuovo... Sì, la sentiamo. Salutiamo di nuovo Daniela Sbrollini, senatrice della Commissione Cultura al Senato, ringraziamo il presidente veneto di ANIEF Rita Fusinato, ringraziamo il dirigente scolastico e coordinatore dei dirigenti veronesi Mario Bonini, ringraziamo la professoressa Daniela Bartolo e la professoressa Gaia Guarienti, in questo caso invitata come genitore di una bimba di 7 anni. L'appuntamento nostro con questa trasmissione torna domani, parleremo di Fondazione Arena, spettacoli, musei, parleremo di come far ripartire questo sistema nella cosiddetta fase 2. Grazie ai nostri ospiti, l'appuntamento allora è a domani, ore 18. Grazie. Grazie. Buonasera. Arrivederci.